Federico Capraro, un vertice con l'amministrazione Conte per il futuro, soprattutto in vista delle feste di Natale della città di Treviso. Che cosa è emerso? Un confronto semestrale con il sindaco Conte e l'assessore Vettoretti su viabilità, parcheggi, iniziative, grandi eventi, e quindi un modo per confrontarsi con i nostri dirigenti e con l'amministrazione. C'è la volontà di prepararci a puntino per la grande mostra di Linea d'Ombra dal 15 novembre e per il Natale, e quindi disponibilità di parcheggi con delle formule che stiamo studiando per facilitare chi viene a visitare la città, a visitare la mostra e anche a passeggiare tra i negozi della città. Ovviamente un'attenzione ai cantieri. In questa fase abbiamo chiesto che diminuiscano proprio per consentire alla città di farsi vedere bella, così come si farà vedere bella in occasione del Natale, perché il comune interviene in maniera importante sulle luminarie, lasciando ai commercianti la possibilità di concentrarsi sulle proprie vetrine e quindi organizzare il più bel Natale che ci sia.